Maron, Guagliù e Over hanno ufficializzato le maglie del Napoli, ancora non in campo, ma la società l'ha fatte vedere. Le maglie le abbiamo scoperte tutti, ma c'ha tutti, amici, da Napoliello 87. Prima di iniziare con il video vi invito come sempre a lasciare un bel pollice alto, a iscrivervi al canale se siete nuovi sul canale, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con i video di Napoliello e condividete questo video con i vostri amici, parenti, cani, gatte e topo. Se ce l'avete a casa, Ropperit sta struzzato. Iniziamo con il video, ragazzi. E oggi andiamo a parlare proprio delle magliette del Napoli. Allora, partiamo dalla prima maglietta del Napoli, che praticamente è un copia e incolla della maglietta dell'anno scorso, questa che ho dietro di me. Praticamente uguale. Cambia cosa? Sulle spalle vedete quella fascia in blu scuro, ragazzi, che è molto bella. A me comunque piace, nonostante ci sia il ketchup in mezzo, quella macchia rossa della rete, che sembra ketchup, insomma, Pummarole, quello che volete, a tutti, perché poi ho fatto un giro di, diciamo, dei canali dei youtuber del Napoli come me, e tutti hanno criticato questa cosa, ma ormai sappiamo bene che il Napoli è da anni ormai che va avanti con il marchio Lete in rosso, no? Ormai l'occhio si è abituato anche. Guardiamo la maglia in sé, che è molto semplice. Poi, ragazzi, la cosa più bella qual è? Il marchio, ragazzi, lo sponsor è A7, Emporio Armani, che praticamente all'Olimpiade l'ha avuto la nostra nazionale, cioè praticamente tutte le squadre Olimpiadi dell'Italia hanno Emporio A7. È bello vederlo sulla maglia del Napoli, anche perché a differenza della K non c'ha quel simbolo grande K diciamo al petto e sulle maniche, perché sulle maniche è pieno di K praticamente. È esagerato secondo me, e questa è molto semplice e molto bella. Passiamo alla seconda maglietta, che secondo me è quella più bella di tutti, ragazzi. Che invenzione, canna inventata e canna creata, ragazzi. Il dorato sulle spalle, la fascia dorata, e poi lasciatemi dire Emporio Armani 7 in oro, anche quello, mamma mia, questa è stupenda, è bianca, cioè sul bianco l'oro ci sta da Dio, è bellissima sta maglietta. Sempre c'è quella pecca della Pummarola, del ketchup, ma per il resto, ragazzi, è molto bella la maglia, lasciatemelo dire, è la più bella delle tre. Riguardo la terza, è rossa con la fascia sempre sulle spalle azzurra, che ovviamente dite voi era meglio il bianco perché andava praticamente con il marchio Emporio, con Lete MSC. All'unica maglia dove Lete è in bianco, dici la fascia sopra poteva essere in bianco, ma secondo me ci sta bene anche in azzurro. Perché? Perché è richiamata dallo stemma, dallo scudetto del Napoli, che è in azzurro, sicché ci può anche stare, ed è molto bella anche la terza maglia. A me piacciono tutte e tre, onestamente, ragazzi, secondo me sono più belle di quelle di quest'anno. Poi fatemi sapere voi cosa ne pensate, ma secondo me sono molto molto belle, perché sono semplici, hanno quell'eleganza, quel tocco, il colletto a V, Insigne che si presenta tra i tre che presentano appunto le maglie del Napoli, cioè Osimhen con la maglia, con la prima maglia, Insigne proprio con la seconda e Di Lorenzo con la terza. Questo fatto mi fa capire, mi fa pensare che Insigne resterà a Napoli. Perché secondo me anche far presentare a Insigne una maglietta, io non penso che se ci fosse stata rottura totale con il presidente, Insigne non andava lì a indossare la maglia e comunque rappresentare il Napoli come seconda maglia, vabbè, però comunque rappresentare il nostro Napoli. Accordo ci sarà tra Insigne e il Napoli, secondo me Insigne rinnoverà. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace, come sempre, che non vi costa niente. E soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di Napoliello 87, non aspettate la carrozzina, o carroziello, o la carrozza, o carroziello appunto che è nata proprio niente, non vi costa niente, iscrivetevi, yam, bella, yam. Rosso pomodoro, rosso ketchup, rosso Ferrari, insomma ormai ci abbiamo fatto l'occhio, Lete è rossa e basta, qua giù. Solo sulla maglia rossa e bianca, facciamo la bottiglia proprio la Lete. Comunque niente ragazzi, con questo è tutto, buonanotte a tutti amici, da Napoliello 87 come sempre, forza Napolès!